Benvenute e benvenuti a Informalmente, il nuovo podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto per parlare di soluzioni psicologiche ai problemi quotidiani che possiamo avere nel rapporto con noi stessi e con gli altri, di emozioni, di vita di coppia e di relazione. Ne parleremo ogni volta con professionisti esperti, con un linguaggio chiaro e in un clima informale. Siamo Fortunata Pizzoferro, E Luca Pezzullo. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. In ogni episodio approfondiamo i momenti delicati delle nostre vite e di come la psicologia può aiutarci a superare piccole e grandi difficoltà, personali e familiari. Questo spazio è dedicato a te per imparare a navigare le sfide della quotidianità. Iniziamo questo percorso di scoperta e condivisione con la puntata di oggi. Benvenuti a tutte e tutti, eccoci insieme per una nuova puntata di Informalmente, il podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, dedicato alla divulgazione della buona psicologia, di quelle che sono le tematiche legate al benessere psicologico, a che cos'è la psicologia e a come può aiutarci nella nostra quotidianità di vita. Siamo alla seconda puntata del nostro miniciclo dedicato alle origini della psicologia, alla storia della psicologia e alla sua struttura concettuale attuale. E andiamo avanti in questo ciclo, sempre con la presenza e il contributo di Nicola Zingaro. Nicola è più conosciuto come History of Psychology, è uno psycho-influencer, definiamolo così, è un influencer che ha portato sui social la divulgazione della buona psicologia. È stato il nostro ospite del primo incontro con cui abbiamo esplorato alcune tematiche legate proprio alla nascita della psicologia, alle sue origini e ai suoi sviluppi storici, dall'antichità, dalle culture più antiche fino alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, che in un certo senso è il fondamento di quella che è la psicologia oggi. E oggi in questo secondo incontro con Nicola, a cui do il benvenuto, insomma, e ringrazio ancora per la sua Grazie. partecipazione, grazie mille Nicola davvero, andremo a esplorare quello che è successo nel XX secolo, come da dei piccoli laboratori sperimentali in alcuni piccoli atenei o grandi atenei d'Europa e degli Stati Uniti, la psicologia è diventata quella che è una scienza ampiamente articolata, interconnessa con altre discipline, una professione diffusa in tutto il mondo e che impatta quotidianamente sul benessere di milioni di persone. Allora, Mi ha Nicola, fatto, eccoci. sì, eccoci, mi ha fatto molto sorridere che abbiamo fatto tutto quel passaggio di millenni in 20 minuti, neanche un capitolo di un libro di Paolo Legrenzi riesce a fare questa cosa qui, quindi siamo stati veramente bravi Siamo stati e sono molto bravi, contento di questa assolutamente. cosa. Esattamente. Sì. Poi i vincoli temporali, ahimè, dei podcast ci impongono questo perché poi ci No, sarebbe da no, parlare ore, ma direi che abbiamo fatto un abstract perfetto io sono del contentissimo concetto. così, più che contento, quindi va benissimo. Ottimo. Allora, Nicola, davvero grazie ancora per la tua presenza. Io sono rimasto con una curiosità dall'ultima volta che ci siamo sentiti, che abbiamo appunto registrato insieme il podcast. Ci sono diverse scuole che nascono in base di psicologia, che nascono anche in base ai loro contesti. Diverse scuole però sono anche influenzate dai contesti culturali. Ci siamo lasciati parlando del funzionalismo negli Stati Uniti, orientato alla finalità anche produttiva applicativa, forse perché anche il contesto socio-economico e culturale degli Stati Uniti alla svolta del secolo questo portava, e Mhm. invece di quello che stava succedendo in Europa. Ecco, secondo te come queste diverse matrici possono spiegare le forti matrici generative di teorie, di modelli, di scuole che sono esplose nella prima metà del XX secolo? Che cosa è successo in quegli anni? In quegli anni, appunto, si è iniziato a parlare, se prendiamo l'America, di applicazioni della psicologia, come poteva essere utilizzata. Quindi, ovviamente, le sovvenzioni, quindi ovviamente tutti i contributi dello Stato venivano dati verso chi poteva dare risposte, verso chi poteva offrire qualcosa di utile per il proprio paese. Chiaramente, soprattutto in America. Infatti, il funzionalismo, dopo un po', ha lasciato piede al comportamentismo, il comportamentismo di Watson, che era il più utile per tutto, per le applicazioni mediche, ma anche per la pubblicità, se pensiamo. Quindi comunque c'erano anche tanti ingenti fondi di questo tipo. In Russia, come stavo dicendo, c'erano i fisiologi, veniva dato tutto per la medicina, per le scoperte, perché bisognava andare avanti in questo modo. In Europa abbiamo un'altra situazione, abbiamo la psicologia del profondo, abbiamo la psicoanalisi, che è tanto influenzata da tanti tipi di culture, perché
In Italia ho detto sì, a Roma c'è il Piazza San Pietro, il Vaticano, e quindi avevamo bisogno, non avevamo, si richiedeva qualcosa, un tipo di psicologia che potesse in qualche modo non ledere all'opera di Dio. Qui ritorniamo sempre ai discorsi che avevamo fatto sui filosofi greci. La psicoanalisi di Freud ha aiutato in questo, uno dei meriti è stato anche questo: offriva un cambiamento dall'anima dei greci all'inconscio profondo, l'inconscio come un qualcosa della creazione di Dio. Insomma, si accontentava, ma poi la psicoanalisi ha avuto anche successo in altri paesi perché Freud ha avuto una produzione immensa, letteraria, come sappiamo, e parlava di tutto, quindi anche i comunisti dell'epoca erano felici perché l'inconscio andava a parlare di un desiderio del popolo dentro di noi che veniva soppresso dallo Stato, quindi ognuno poteva leggere in Freud un qualcosa che serviva. Questo era anche l'ambiente sociale che ha favorito qui in Europa, in Italia, questo tipo di studi dinamici, studi del profondo. Poi tutte le evoluzioni di altro tipo le abbiamo avute in altri paesi. Di nuovo, l'America a un certo punto si è resa conto che il comportamentismo non bastava e si è evoluta con cognitivismo, con qualcos'altro. Ci puoi spiegare in poche parole che cos'è il comportamentismo e in cosa si differenzia dalle altre teorie, dalle altre scuole di pensiero di quel periodo? Il comportamentismo si differenzia per una cosa semplicissima. Introduce l'idea che solo ciò che è osservabile e misurabile deve essere oggetto di studio scientifico, quindi inconscio, introspezione e tutto ciò che ci fa guardare dentro veniva allontanato completamente. Questo era tanto vero nel primo comportamentismo, soprattutto con John Watson, lo spaventatore di bambini, sappiamo. Quindi Messa così suona male, però faceva questo, andava dietro i bambini con un martello e una barra di ferro, li faceva spaventare per spiegare come nascevano le emozioni, che ovviamente c'era un rifiuto categorico di tutto ciò che non potesse essere spiegato. Cioè, ciò che volevano i comportamentisti era trovare una spiegazione ad ogni singola cosa. Tutto poteva essere spiegato. Tutto. Preciso solo per gli ascoltatori che oggi un comitato etico non permetterebbe un esperimento di questo tipo da parte di Watson, credo. È preciso che i comportamentisti sono lì che fanno maledetti, quindi Esatto, però è interessante, in un certo senso quindi dicevi il comportamentismo escludeva l'idea di un inconscio o quantomeno non lo considerava perché non lo poteva misurare, perché non obiettivare, poteva essere studiare. visto, sì. Non poteva essere visto, quindi non esisteva. Tutto ciò che non c'era non era nel nostro interesse. Noi potevamo solo ed esclusivamente basarci sul comportamento osservabile. Poi, erroneamente, si è pensato che anche Skinner, uno degli esponenti più importanti del comportamentismo, continuasse su questa linea, quando in realtà Skinner ha fatto tanti studi del nostro comportamento interno, dei nostri pensieri, sempre visti come comportamento, però ormai, soprattutto nei paesi dove la psicologia del profondo aveva preso piede, tutto veniva etichettato come invece solo comportamento, si resta solo in superficie, ma in realtà le più moderne teorie che abbiamo oggi derivano dal comportamentismo radicale di Skinner, quindi c'è anche questo da dire. Che già dal nome comportamentismo radicale fa proprio intendere la forza della convenzione, della Esatto, rigorosità, diciamo, del modello esatto. sottostante. E al contempo, però, tu prima hai accennato anche dell'inconscio, ma c'era, allora, questa sembra, da come la descrivi, una psicologia in cui eccedo, ma per capirci, la psiche non è nella psicologia, viene Mhm. tolta, se la intendiamo come studio dei processi interni, come se ci fosse stata una sorta di dissociazione, perché al contempo, mentre c'era una psicologia senza psiche, quasi tutta la psiche, usiamo così, sembrava essersi focalizzata, quindi lo studio dell'inconscio o di altri processi non osservabili, in altri orientamenti teorici, come la psicoanalisi.
Esatto, la psicoanalisi ha avuto questa enorme influenza nello studio e nello sviluppo della psicologia, anche se inizialmente non c'entrava nulla con questo. Sappiamo che Freud era un medico, specializzazione neurologia, che ha fondato la psicoanalisi, ha introdotto questi concetti come inconscio, meccanismi di difesa, conflitti interni. È riuscito però in una cosa in cui tanti ci provavano, è riuscito a dare dignità agli aspetti psicologici nella comprensione della medicina. Pensiamo all'isteria. L'isteria prima veniva trattata come una malattia, vai via, non c'è nulla da sapere. Freud ha dato dignità a tutti questi aspetti. Ha sottolineato come i processi mentali potessero influenzare la salute fisica, solo che ovviamente ciò che aveva a disposizione era sempre questa scatola nera che non conoscevamo e quindi ha introdotto dei suoi concetti come l'inconscio, la rimozione e tant'altro. Però Freud ha fatto una cosa impressionante. Freud ha creato forse la prima azienda di psicoanalisi. Oggi sappiamo che ci sono tante aziende di psicologia, forse derivano da Freud in qualche modo, perché ha creato il suo circolo e l'ha portata in tutto il mondo con dei passi piccoli piccoli, però studiati precisamente. Venivano allontanati tutti coloro che si dicevano contrari alle sue idee e solo lui poteva andare avanti. E come ho già detto, Freud riusciva a farsi amici dappertutto perché la sua teoria riusciva ad accontentare tutti. Chiunque poteva rispecchiarsi nelle teorie di Freud. Cioè, quel libricino che per me fu fondamentale per la comprensione di questa cosa, perché la guerra, scritto tra Freud e Einstein, quindi accontentava tutti, chiunque. Avevamo bisogno di questo. Come ho già detto, avevamo bisogno di dare spiegazione a qualcosa, di incasellare in qualche struttura che fosse di facile accesso, quindi qualcosa che potevamo comprendere, i nostri dubbi e le nostre paure. E questo forniva un quadro di lettura di questi processi organico, poi strutturato. Mi ha colpito quando hai fatto riferimento al costruire un'azienda, cioè nel senso che lui ha in effetti costruito un circolo, o quello che all'inizio era un circolo di riflessione, di scambio, condivisione, e poi strutturandolo sempre di più come un'organizzazione che portava avanti il pensiero. E ci furono infatti proprio stiamo parlando quindi della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, i primi anni del Novecento, e ci furono le grandi scissioni, insomma, quella celebre con Jung, poi quella con Adler e poi con tutti gli altri non ortodossi, diciamo così. Quindi è un periodo, quindi da un lato abbiamo un comportamentismo, dall'altro una psicoanalisi, è un periodo in cui sembra che le differenti letture funzionali dei processi psicologici, insomma, siano ben polarizzate per certi aspetti e a volte siano sì generative, ma si irrigidiscano anche in scuole di pensiero che richiedono un po' di fedeltà, diciamo, Mhm. ai fondamenti proposti dai fondatori. Poi inizia a esserci un'evoluzione, un tentativo di integrazione, o si Inizia ad esserci un tentativo di integrazione. È interessante notare anche un'altra cosa, che comunque Freud non ha avuto piede di per sé in America prima di passare un secondo all'integrazione, perché Freud si è recato in America nel 1909, non ha fatto proprio una bella impressione lì per lì. Infatti la psicoanalisi poi in America è stata portata da coloro che hanno conosciuto Freud prima di tutto quello che l'hanno conosciuta e l'hanno portata loro lì, ma di per sé Freud non ha avuto tutto questo impatto in America, quindi è interessante anche da notare questa, magari poi se ne parlerà a parte. Sì, ovviamente abbiamo tentativi di integrazione tra tante cose, se ne parla anche oggi di integrazione, di cercare di unire diversi aspetti, solo che a mio avviso è un rischio. Per avere una teoria psicologica c'è bisogno di avere le idee chiare su ciò che stiamo creando e spesso le integrazioni vengono fatte per tappare i buchi. Io credo che questo qui sia un grande rischio. Se noi abbiamo una teoria che ci spiega tutto l'alfabeto tranne la D e la F, prendiamo un'altra teoria che ci spiega solo la D e la F e le mettiamo insieme, ma come se mi manca una piastrella blu del bagno e ne metto una verde. Sì, sta bene, però poi non è proprio il massimo. L'integrazione andrebbe fatta facendo degli studi, facendo delle indagini, e qui rientra sempre la psicologia scientifica che ci faccia capire come i concetti alla base possono essere tra loro equivalenti e funzionali allo scopo.
è molto complessa come cosa e sempre più spesso, non so se hai notato anche tu questa cosa, vedo colleghi che integrano senza comprendere le basi che ci sono e lì per me è fondamentale la storia della psicologia e capire perché si va a integrare determinate cose e se si possono integrare determinate cose. Questo è un tema cruciale, è un tema fondamentale. Credo avremo appunto modo di approfondirlo ancora insieme, perché effettivamente è ad oggi una delle grandi domande, delle grandi tematiche aperte della professione. E come stiamo vedendo, anche questa è una tematica che ha una lunga storia pregressa, cioè non arriva da oggi, ma da lunghe dialettiche, lunghe complessità, lunghi sviluppi. Ci sta restituendo l'immagine quindi di una disciplina scientifica, quella della psicologia, che ha una storia molto lunga, una serie di articolazioni interne molto sofisticate e complesse per certi aspetti e un'evoluzione continua dei propri modelli, delle proprie riflessioni di pensiero nel tentativo di rappresentarsi sempre più correttamente un funzionamento integrato della psiche umana, quindi con una grande evoluzione. In effetti, insomma, abbiamo visto già questi primi decenni del Novecento molto complessi, poi arriviamo a metà del Novecento e i modelli cambiano ancora un po', evolvono un pochino. Che cosa succede più o meno a metà del Novecento? Io credo che una delle cose più importanti che è successa a metà del Novecento sia stata la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati alcuni autori, questa è una mia idea personale, cioè, abbiamo avuto Viktor Frankl dopo i campi di concentramento che ha posto l'attenzione su qualcos'altro, ha posto l'attenzione invece che sui deficit delle persone, invece quindi sulle mancanze, sui traumi, su tutto, come per esempio era solita fare, non sempre, ma era solita fare la psicoanalisi, il comportamentismo invece sulla creazione di paure, creazione di fobie, creazione di questo, ha posto l'attenzione su un argomento che ancora oggi è cruciale e meno male che ce l'abbiamo, che è quello sulle risorse interne innate delle persone. Quindi l'attenzione si è spostata dai deficit, dalla creazione, a ciò che le persone hanno e possono offrire. Quindi abbiamo la psicologia umanistica, abbiamo la psicologia positiva, abbiamo un altro tipo di psicologia che inizia ad allontanarsi sostanzialmente da determinate idee per puntare su come possiamo veramente aiutare queste persone. In che modo la psicologia può servirci a questo? E secondo me è questo, perché poi da lì abbiamo avuto Maslow, Rogers, che hanno puntato tanto l'attenzione su tutto questo, dando veramente un taglio diverso alla psicologia rispetto a quello a cui eravamo abituati. Eravamo abituati alla psicologia del profondo, fatta di traumi e roba rimossa. Abbiamo il comportamentismo con i suoi topi di laboratorio e adesso abbiamo la psicologia umanistica con il suo giardino dell'Eden bello dove possiamo correre e stare tranquilli ed essere felici. Tuttavia c'è stato un problema qui secondo me, perché se noi andiamo, erano stati creati degli studi sull'efficacia dei determinati interventi psicoterapeutici ed era stato visto che questi interventi psicoterapeutici umanistici, ora non ricordo bene, però non avevano proprio una grande efficacia, ma per il semplice fatto che mancavano di quella parte più sistematica, quella parte proprio di intervento vero e proprio che poi ha portato soprattutto l'America a sviluppare i protocolli process-based per capire esattamente che cosa fare in quel momento, perché le aziende, le associazioni, lo Stato voleva sempre di più investire in una salute mentale accessibile, ma volevo ovviamente dire io ti pago questo, ma tu mi devi assicurare che questa cosa qui funzioni. E quindi abbiamo questo cambiamento, abbiamo questo cambio. Ovviamente ho sintetizzato 40 anni in questo modo, però credo che dalla seconda metà del Novecento c'è stata la psicologia umanistica che ha posto l'attenzione su come migliorare le persone, aiutarle. La psicologia umanistica è andata anche a intaccare gli altri approcci, ad aiutare gli altri approcci a trovare soluzioni pratiche sulle risorse delle persone e da lì poi si è evoluta in quello che conosciamo oggi. Ma credo che la cosa fondamentale appunto sia questa introduzione dei concetti di la persona è capace a sé, è in grado di aiutarsi.
Questa è un'osservazione molto importante perché appunto è come se ci fosse stata un'evoluzione di paradigma, quindi nella seconda metà del Novecento, da un lato la psicologia umanistica, dall'altro la psicologia cognitiva hanno detto qualcosa, hanno sviluppato qualcosa che mancava, era carente nei modelli precedenti. Se prima, come ci dicevi, avevamo un comportamentismo focalizzato sullo studio empirico, una psicoanalisi che si era presa tutto il tema dell'inconscio, ma insomma con scarsa possibilità di misurarlo, e tutte e due comunque focalizzate su una serie di deficit o di difficoltà o di problematiche, con il cognitivismo da un lato iniziamo a osservare e a riportare nell'alveo sperimentale i processi psichici e al contempo con la psicologia umanistica iniziamo a evidenziare il potenziale dell'essere umano e a declinarlo in un'ottica fortemente applicativa, attenta appunto alla psicologia clinica, alla psicoterapia, allo sviluppo delle potenzialità. Quindi una psicologia che diventa, potremmo dire, forse un po' più integrata e più attenta appunto a una dimensione propositiva e non solo deficitaria o pedagogica o di riduzione del deficit, come poteva esserci nei decenni precedenti. E quindi insomma abbiamo un momento comunque complesso anche questo, forse anche legato ai cambiamenti sociali di allora, insomma sono stati, mi sembra di capire che siano ben allineate ai decenni insomma delle rivoluzioni sociali, diciamo così, degli anni 60-70. Sì, abbiamo sempre comunque un'Europa conservatrice, Stati Uniti più individualisti, abbiamo sempre un qualcosa di questo tipo. Ovviamente io prendo in considerazione Europa e Stati Uniti perché queste sono le due grandi qui c'erano le grandi attenzioni dell'epoca. Non mi permetto neanche di parlare di psicologia orientale, di tutto quello che succedeva lì, perché è un qualcosa di totalmente diverso. Ci sono dei libri bellissimi sull'evoluzione, sulla storia della psicologia del Giappone di cui oggi non ne parliamo, però lì è tutta un'altra storia affascinante, bellissima, ma di cui proprio non siamo abituati, è totalmente diversa come cosa. Parliamo sempre di queste 2 perché sono quelle che conosciamo, ma non perché siano state le uniche, sia chiaro. Oggi parliamo di queste perché queste son quelle che conosciamo di più. Magari più in là, se si farà un altro podcast, possiamo parlare della psicologia in Giappone, però Credo che sarebbe molto interessante. Poi sì, è una persona appassionata di cultura giapponese, quindi assolutamente sfondi una porta aperta. benissimo. Ah, allora, grazie ancora Nicola. In questo secondo incontro abbiamo avuto modo di approfondire un po' quella che è stata l'evoluzione e la trasformazione della psicologia e di come è diventato uno strumento sempre più raffinato per cogliere e articolare diversi tipi di processi psichici, diverse applicazioni per il benessere delle persone e di come appunto nel corso di questi decenni sia andata via via evolvendosi e integrandosi. Abbiamo ancora da approfondire qualche tema in merito. Io sono curioso di alcuni aspetti, di come altre discipline scientifiche, ad esempio le neuroscienze, sono entrate nell'equazione complessiva Mh-mh. e di come Certo. tutto questo fervore di tipo scientifico, conoscitivo, si sia tradotto poi nelle pratiche professionali che portano un impatto positivo alle persone. E mi piacerebbe appunto che avessimo modo di approfondirle nel terzo e prossimo incontro che andremo a fare con te. Ben volentieri. Benissimo, allora io ringrazio Nicola Zingaro, conosciuto appunto come History of Psychology, ringrazio ascoltatrici e ascoltatori di questa puntata di Informalmente, vi aspettiamo per la terza e ultima puntata di questo ciclo che va ad approfondire le origini, la storia e le storie della psicologia. Buona giornata a tutti. È tutto per oggi con Informalmente, il momento di pausa che ci dedichiamo per scoprire come la psicologia può aiutare a navigare le sfide della nostra quotidianità e dei momenti importanti delle nostre vite. Siamo Luca Pezzullo, E Fortunata Pizzoferro. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Ti invitiamo ad ascoltare anche la prossima puntata, dove continueremo ad esplorare insieme il mondo della psicologia e dei suoi rapporti con la vita quotidiana. Ricorda, prenderti cura di te e delle tue emozioni è il primo passo verso il benessere. A presto!